Celebriamo questa Santa Eucaristia insieme alle nostre intenzioni, soprattutto per la salute, anche per la defunta Maria e per la famiglia Balbinot. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, di molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Guarda, Signore, il tuo popolo riunito nel ricordo della Beata Vergine Maria. Fa che per sua intercessione partecipi alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata covo di demoni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni bestia impura e orrenda. Un angelo possente prese allora una pietra, grande come una macina, e la gettò nel mare, esclamando: con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno più la troverà. Il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba non si udrà più in te. Ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te. Il rumore della macina non si udrà più in te, la luce della lampada non brillerà più in te, la voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te, perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra e tutte le nazioni dalle tue droghe furono sedotte. Dopo questo udii come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva: Alleluia! Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. E per la seconda volta dissero: Alleluia! Il suo fumo sale nei secoli dei secoli. Allora l'angelo mi disse: scrivi: beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Parola di Dio. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. Acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti, coloro che sono dentro la città se ne allontanino, e quelli che stanno in campagna non tornino in città. Quelli, infatti, saranno giorni di vendetta, affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alzatevi e risollevate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Sono le parole con le quali si è concluso il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, sono le parole che lo hanno preceduto nel canto dell'Alleluia, nel canto al Vangelo. E sono quelle che ci danno la chiave di lettura delle letture che abbiamo ascoltato. Siamo verso la fine dell'anno liturgico, mancano un paio di giorni, e la liturgia ci presenta dei testi apocalittici nel vero senso della parola, cioè di rivelazione di quello che sarà il futuro. Un futuro non certo che possiamo programmare, ce lo diceva Gesù stesso nel Vangelo gli scorsi giorni, ma un futuro certo. E questo futuro certo è quello della salvezza. Nel Vangelo abbiamo sentito Gesù parlarci della distruzione di Gerusalemme, come poi sarebbe avvenuto qualche anno dopo la sua risurrezione. Ma che cosa indica tutto questo a noi che siamo 2000 anni più avanti nel tempo? Ci indica che questo mondo, come lo conosciamo, è destinato a cambiare, è destinato a morire, un po' come la stagione che stiamo vivendo, in cui le foglie cadono, lasciano gli alberi spogli, ma per lasciare che poi cresca qualcosa di nuovo, crescano le foglie nuove in una rinnovata primavera. Ed ecco che se
appunto, come Gesù dice, ci sarà molta angoscia di popoli, un'angoscia che possiamo provare anche noi in questi tempi difficili, tempi di pandemia, tempi in cui sembra quasi che il virus la faccia da padrone. L'ultima parola non spetta al virus, non spetta ai cataclismi, ma l'ultima parola spetta al Signore Gesù. Ed è quello che vediamo nella prima lettura, nella visione di San Giovanni. Babilonia la grande è caduta. Babilonia. È naturalmente simbolico il nome di questa città. La città di Babilonia era considerato un po' il ricettacolo, l'insieme di tutti i vizi, di tutti i mali del mondo. E Babilonia la faceva da padrone, non dimentichiamo che fu proprio Babilonia a fare una prima distruzione di Gerusalemme molti anni prima di Gesù. Ed ecco che però neanche questa è destinata a durare. Perché? Perché scenderà dal cielo, sarà un'altra delle visioni di San Giovanni nell'Apocalisse, la Gerusalemme celeste, questa città nuova in cui la luce sarà l'agnello, quell'agnello che ha dato la vita per la salvezza di tutto il creato. Ed ecco allora che questo Gesù che ritorna sulle nubi del cielo è segno di sicura speranza per tutti noi, mi ripeto, anche in questo periodo di incertezza. Vogliamo allora chiedere, per intercessione di Maria, salute degli infermi, che rafforzi anche la nostra fede che è inferma a volte, che la nostra fede esca corroborata per la forza di questo sacramento che è l'Eucaristia, una fede in Cristo che è Signore del tempo e della storia e che sa trarre il bene da ogni occasione. Rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio Padre, che ha promesso di abitare nei cuori di quanti, come Maria, custodiscono la sua parola. Diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa di Dio. Ogni battezzato tenga accesa la lampada della fede per mostrare a tutti la luce del Signore in questo tempo di oscurità. Preghiamo. Per tutte le persone ammalate, specialmente per gli affetti da coronavirus. Il Signore li aiuti a portare la croce e ad affrontare il calvario della malattia, sempre con la speranza della guarigione nel tempo e della salvezza nell'eternità. Preghiamo. Per i familiari che condividono le sofferenze dei malati e per quanti piangono la scomparsa di una persona cara. La Madonna della Salute, che ha partecipato alle sofferenze del suo Figlio, li consoli e li aiuti. Preghiamo. Per i medici, gli infermieri, il personale ospedaliero che si prendono cura in modo eroico dei pazienti e per gli scienziati e i ricercatori che si impegnano per scoprire nuove cure ed alleviare le sofferenze dei fratelli. Il Signore ricompensi in questa vita e nell'eternità quanti fanno del bene al prossimo. Preghiamo. Per i danni morali ed economici che questa epidemia sta provocando, perché il Signore ispiri le scelte dei governanti in questo momento delicato per il nostro popolo e a tutti dia la forza per ripartire una volta passata la tempesta. Preghiamo. Ascolta, Dio onnipotente e misericordioso, le preghiere del tuo popolo, che con fiducia si affida a te in quest'ora drammatica. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
la tua vita, la nostra vita. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci soccorra, o Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, e liberandoci da ogni colpa ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Semprevergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui si alletano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma soltanto una parola e Dio sarà salvato. Comunione verrà distribuita davanti all'altare. Cerchiamo di uscire con ordine. Escono prima quelli che sono dalla parte dell'ambone, del zio, e poi quelli che sono
Preghiamo. Signore, che ci hai nutriti dei tuoi sacramenti nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Vogliamo ora affidare le nostre famiglie, le nostre parrocchie, tutte le nostre terre alla Vergine Maria, Madonna della Salute, perché li liberi tutti quanti da questa epidemia. O Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, noi ti invochiamo in questo Tempio con il consolante titolo di salute degli infermi. Tu conosci ciò che appesantisce in questo momento il nostro cuore. Vedi la nostra apprensione per la minaccia che sta spegnendo la gioia e turbando gli animi della nostra gente. Il contagio, cioè, che propaga infermità e morte nei nostri paesi e nelle nostre regioni. Ricorriamo a te, che sempre ti sei mostrata provvida madre e che anche in passato hai soccorso i tuoi figli nelle calamità, preservandoli dalla peste e da altre malattie. Anche in questo difficile momento intercedi grazie per noi presso il tuo Figlio. O Vergine Maria, salute degli infermi, aiutaci ad affrontare con fede la prova e il timore del momento presente. Liberaci dal morbo che ci sta minacciando, guarisci i malati, consola chi è nella prova e nella sofferenza, assisti gli operatori sanitari nella loro missione, illumina i nostri governanti, lenisci il dolore dei tuoi figli. O Vergine Maria, salute degli infermi, siamo qui ad invocarti, facendoci voce anche di tutti i nostri fratelli e sorelle. Siamo certi che tante persone ti invocano dalle proprie case. Intercedi per tutti la grazia della consolazione e della speranza. O Vergine Maria, salute degli infermi, accogli le nostre preghiere, accompagna i nostri passi, rendi sicuri i nostri giorni. Volgi il tuo sguardo materno su questo popolo che confida nella tua protezione e con tutto il cuore si affida a te. Accogli, o Maria, la nostra promessa e il nostro impegno di venire qui in devota processione cittadina quando sarà passato il tempo della prova, per dirti il nostro grazie ed esprimerti il nostro amore filiale. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Desidero ringraziare Don Matteo Darcier, parroco di Carpesica, Cozzuolo e Formeniga, da pochi mesi. Lo ringrazio per aver celebrato con noi e per le belle parole che ci ha detto. Un grande grazie anche agli altri due sacerdoti, Don Matteo Conte, che è cappellano dell'ospedale e che quindi è anche lui impegnato in un luogo qui vicino che è proprio un Covid hospital. La sua presenza è particolarmente significativa. Gli chiediamo di portare i nostri saluti, il nostro incoraggiamento e soprattutto le nostre preghiere fatte con fede ai malati, ai medici, agli infermieri, a tutto il personale. E poi Don Tarcisio. E un grande grazie naturalmente alla Tenda TV che rende possibile la trasmissione di queste messe, e un saluto naturalmente anche a tutti i telespettatori e un grande grazie a tutti voi che numerose siete venuti a partecipare a questa messa e a pregare con la Madonna della Salute. Ricordo che anche i prossimi 2 giovedì, il 3 e il 10 dicembre, celebreremo in questa chiesa e le messe saranno sempre trasmesse dalla Tenda TV. Grazie a tutti. Imploriamo ora la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Maria, perché benedica tutti noi, coloro che sono a casa e ci stanno seguendo con le frequenze della Tenda TV, ma soprattutto ogni ammalato. Il Signore sia con voi.
Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la memoria di Maria, Madonna della Salute, concede il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. È l'ora che via la